Dottor Canille, è proprio vero, no? Perché sottolineava Antonella Tocchetto come talvolta poi alle denunce non seguono, no? Non segua un iter perché le donne hanno paura, perché magari, è stato detto anche più volte, si innesca anche quella cosiddetta sindrome da crocerossina, no? Magari la donna cerca in qualche modo di continuare a stare vicina all'uomo che ha lasciato perché gli fa pena, perché sa che in questo momento sta soffrendo, quindi ci sono tutta una serie di componenti, no? Che in questo senso vanno ad incidere e che purtroppo talvolta portano a conseguenze veramente drammatiche. Abbiamo più livelli di interpretazione di questi fenomeni. Sicuramente uno è quello di cui parlava l'avvocato, ed è necessario, mi è piaciuta moltissimo la parola corale. Corale perché dobbiamo essere tutti più attenti, dobbiamo provare tutti quanti a sensibilizzarci, anche come società, anche come borgo, anche come condominio, anche come a qualsiasi livello, no? Perché tutti potrebbero dare un contributo utile e valido per evitare. Poi c'è un altro livello che è quello anche più tecnico, psicopatologico, oppure che riguarda alcuni disturbi psichiatrici, e questo è sempre da approfondire. È sempre importante tentare di trovare degli strumenti che non sono solo le istituzioni, ma anche altre formule per come dire, intercettare precocemente eventualmente situazioni di forte disagio che noi tecnici sappiamo benissimo possono evolvere in modo negativo. E poi non dimentichiamoci anche come dire, l'altro lato, che purtroppo anche nei nostri studi di psicoterapeuti, di psichiatri, ma non solo, anche in generale di tutte le altre specialità mediche, incontriamo situazioni del genere, ed è molto difficile convincere ad esternare queste situazioni di violenza. Oggi si parla di Giulia giustamente perché ha toccato il cuore un po' di tutti e ci ha particolarmente sensibilizzati, ma vi sono anche tante altre situazioni, ad esempio dico un altro settore è quello della violenza domestica e sui bambini, che sono sempre precursori anche per i femminicidi spesso, e questo si sa da un punto di vista statistico. Ma attenzione che spesso la donna in questi casi può avere delle caratteristiche anche di dipendenza verso il proprio aguzzino o persecutore, per cui ha realmente dal punto di vista psicologico una fatica importante, un ostacolo nel poi portare a galla, denunciare piuttosto che segnalare queste situazioni. Quindi questo è un altro problema a cui dobbiamo far fronte. Certo, si parlava prima anche, non so se abbia avuto modo di sentirlo, con la direttrice dell'ufficio scolastico, la dottoressa Barbara Sardella, di educazione nelle scuole, di educazione dei giovani, educazione all'affettività, che spesso insomma viene delegata ai social, quindi una cosa davvero diciamo deleteria per i giovani, ma anche si è molto sentito parlare in questi giorni di educare i giovani al no, di educare i giovani ad accettare il rifiuto, ad accettare anche gli insuccessi che ci sono nella vita, perché nel caso per esempio appunto della povera Giulia si è molto parlato anche del ruolo che la laurea potesse aver avuto magari nello scatenare qualcosa, il fatto che lei fosse riuscita laddove lui ancora non riusciva, avesse fatto meglio di lui, quindi educare i giovani anche a questo. Sicuramente educare i giovani, come diceva anche Crepè pochi giorni fa, alla frustrazione, perché se non creiamo una tolleranza, ma quindi un'esperienza ed un'abitudine anche ad incassare le frustrazioni, in alcuni casi, chiaramente non in tutti, si sviluppano questi tratti magari più violenti di impossibilità di accettare la separazione, e quindi la perdita in generale nella vita si perde anche. E quindi se non creiamo un po' di prevenzione su questo diventa un po' rischioso. Senz'altro. Allargando il discorso, dottor Canille, lei nella sua attività professionale si occupa molto proprio anche di giovani, di infanzia, di adolescenza, e raccontiamo molto spesso nei nostri telegiornali di una crescente aggressività
che si sta notando nei ragazzi. Pensiamo per esempio a tutti gli episodi di bullismo, agli episodi di aggressione che si vedono negli autobus, davanti alle discoteche. C'è stato nell'ultimo periodo un incremento di questa componente, di questa frustrazione che poi sfocia in comportamenti talvolta aggressivi e violenti? C'è stato sicuramente, lo registriamo tutti noi clinici nel nostro lavoro quotidiano, ma non solo, anche in diverse altre aree. Probabilmente complice in parte anche tutto quello che abbiamo passato in questi ultimi anni e che non è una cosa da poco. Però è giusto ricordare che dovremmo avere un po' più di tempo da passare con i nostri ragazzi e lasciar meno che siano i social piuttosto che altri strumenti fuori controllo ad educare o a trasmettergli delle informazioni. Quindi sarebbe importante ritornare un pochino a quella modalità più familiare, più di presenza, ma proprio di ore di presenza con i nostri ragazzi. La crescente aggressività in parte è anche dovuta esattamente a questa modalità educativa a cui stiamo assistendo, che prevede troppo poco diciamo, l'unirsi in una relazione che prevede frustrazioni, gratificazioni e molti altri aspetti che fanno parte della vita. Non possiamo mettere sotto una campana di vetro i nostri figli pensando che cresceranno con un carattere più forte, perché è esattamente l'opposto. Il giorno in cui loro incontreranno una frustrazione nella vita e non sono abituati, non hanno gli strumenti per far fronte. Qualcuno reagisce con l'aggressività, qualcun altro anche col ritiro, che non è un fattore da poco. E in questo momento stiamo assistendo ad un ritiro un po' globalizzato dei giovani in casa piuttosto che nella loro camera, che è semplicemente l'altro modo di reagire. L'altra faccia della medaglia, esatto. Insomma, e senz'altro anche questo comunque è ovviamente molto preoccupante proprio per i giovani. Forse si è ricollegata Antonella Tocchetto, sì, la vedo nel preview. Scusate, ecco. Sono in una situazione un po' complicata, volevo solo salutarvi e ribadire un po' anche quel concetto che aveva detto l'ospite in studio, che condivido pienamente. Scusate del collegamento, ma oggi è andata un po' così. Nessun problema, la ringraziamo, vediamo che è in tram, sta tornando da Venezia, grazie, Sì. Grazie allora ancora, Grazie grazie a voi. gentilissima. Scusate ancora, a grazie. lei, saluti. Ecco sì, senz'altro questo è importante per i giovani, ma non solo, perché purtroppo la cronaca ci dimostra, oggi è successo l'ennesimo femminicidio nelle Marche, un uomo di 70 anni che ha ucciso la moglie, quindi non c'è età, diciamo, per la violenza, no? Non c'è età, non c'è ceto sociale, forse è anche proprio questo l'aspetto che ha fatto sì che tutti noi ci immedesimassimo anche nella vicenda di Giulia, no? Perché come si diceva prima con gli ospiti precedenti, un po' tutti ci siamo immedesimati nella vicenda che ha toccato questa famiglia, vuoi per ragioni geografiche, vuoi per ragioni sociali, no, anagrafiche, chi l'ha sentita come la propria figlia, la propria nipote, la propria compagna di scuola. I ragazzi, abbiamo visto quanti ragazzi siano scesi in piazza in queste ore. Sicuramente Giulia in qualche modo ha colpito tutti noi perché forse l'abbiamo interpretata nella sua bontà e forse anche in un aspetto chissà proprio di Croce Rossa, di aiuto, di tendenza ad essere buone e a voler aiutare il prossimo. Questa è un'impressione che ha fatto un po' in tutti noi. Giulia, tutto sommato, da un punto di vista così immaginativo, è la figlia, è la vicina di casa, è la cugina, è la sorella, e quindi ha toccato un po' tutti noi. Con tutto il rispetto poi per tutte le altre situazioni di cui magari si parla di più o di meno, ma che in fondo hanno sempre quella stessa radice. Io ribadisco il fatto che sulla prevenzione è fondamentale lavorare, quindi tentare di intercettare il prima possibile anche questa situazione che abbiamo letto delle Marche, chissà da quanto tempo poi c'era degli aspetti di violenza o comunque di soprusi che venivano messi in atto. Questo è importante perché prima di arrivare al crimine ci sono sempre dei segnali, prima che dobbiamo fare il possibile per interpretare.
Senz'altro. Un'ultima cosa volevo chiederle, dottore, per quanto riguarda le famiglie, perché si è molto parlato in queste ore di scuola, del ruolo educativo, giustamente, naturalmente, della scuola, però non dimentichiamo che i ragazzi, insomma, nascono, crescono e si formano nelle famiglie. Che messaggio si sente di dare lei ai genitori che ci stanno seguendo in questo momento? Sicuramente di tentare sempre di tenere una condizione di equilibrio, e lì dove magari uno dei due genitori potesse non mettere in atto una situazione di equilibrio nell'educazione, nell'esperienza che facciamo fare ai nostri figli, provare a chiedere un aiuto. Abbiamo 1000 opportunità sotto questo punto di vista, dai servizi agli specialisti, alle istituzioni. C'è molto, persino insomma, le forze dell'ordine spesso si prestano proprio per come dire, le intercettazioni di queste situazioni. Quindi provare a chiedere aiuto lì dove magari si ha l'impressione che già qualcosa non funzioni o che ci sia un aspetto di sofferenza nei nostri figli. Non rimanete soli. Ecco, io con questo messaggio la ringrazio davvero per essere stato con noi, dottor Canil, per aver aiutato, insomma, a capire certi aspetti di questa vicenda. Se ne sta parlando davvero tanto in questi giorni. Fortunatamente speriamo che questo dramma, che questa tragedia porti veramente la società intera a riflettere e a prendere tutte le misure necessarie per porre finalmente fine a questi drammi. Grazie allora al dottor Canil.